2 giorni di degustazione di vini, prodotti tipici della Valle del Belice, workshop e spettacoli. Questo in sintesi quanto esposto alla Sagra del Vino a Montevago che si è svolta lo scorso 13 e 14 ottobre. L'evento è stato già presentato per la prima volta al Vinitaly di Verona ed è promosso dall'amministrazione comunale di Montevago, retta dal sindaco onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, in collaborazione con la Strada del Vino delle Terre Sicane e il patrocinio dell'assessorato all'agricoltura della regione. Sindaco, una riuscitissima 23esima Sagra del Vino in cui Montevago si ripropone con le sue ricchezze enogastronomiche ma anche con una forte spinta verso il turismo e lo sfruttamento delle risorse culturali. Questo vuole essere, diciamo, la mission di questa sagra. Dico, come ho detto più volte, la consuetudine e l'avere mantenuto, malgrado i momenti di crisi, un evento che ormai appunto è alla sua 23esima edizione, credo che sia in fondo una ricetta vincente. Montevago è un piccolissimo paese, però stasera vedere una sfilza di camper e quindi gente che da fuori viene per apprezzare quello che il territorio offre, che è un apprezzare, è vero da un lato ciò che l'enogastronomia offre, dai formaggi ai vini, all'olio, alla cassaterra sfigliuliata eccetera, ma anche quel piccolo, quel minimo di tesoro che abbiamo, per noi è motivo di vanto e soprattutto la riuscita di questa sagra, con il tempo anche favorevole contro ogni previsione, ci invita a continuare, ribadisco, anche in momenti in cui la crisi si sente, insomma, ecco, però la gente in fondo risponde. Oggi abbiamo fatto un convegno sull'anno del cibo e devo dire che il 2018, per ricordare questo bravissimo chef che era Gualtieri, l'Italia ha indetto l'anno del cibo, l'anno scorso era l'anno del borgo, 2 anni fa era l'anno, che ne so, dei cammini, mi pare di capire. Noi quest'oggi abbiamo pensato, assieme alle associazioni culturali, assieme ai giornalisti, assieme agli operatori del settore e assieme alla politica, di proporre al governo regionale l'anno prossimo l'anno della cucina siciliana, e questo potrebbe essere un modo dove tutti i territori possono esportare in qualche maniera la loro ricchezza, le loro peculiarità e soprattutto la gastronomia, che comunque tira sempre e coinvolge comunque. Sindaco, a vederla così Montevago è una cittadina tutta ricostruita, nuova, sembrerebbe non avere una storia, invece ha alle spalle una storia pesante, il 50° anniversario del terremoto. Cosa è cambiato in 50 anni? Infatti io prima non l'ho voluto dire, anche il vecchio centro, e in questo 50° di anniversario noi vogliamo riportare al centro dell'attenzione il vecchio centro come momento storico, momento di rilancio anche culturale. Sgarbi lo ha definito la nuova Pompei. Ecco, Montevago vecchia, la Montevago che si è fermata al 68, rappresenta per noi un momento culturale, un momento di promozione che assieme alle terme e assieme a quello che offre il territorio può diventare motivo di lancio per questo territorio, per questo paese. Comunque è una sua l'amministrazione che si sta impegnando, pur tra mille difficoltà, perché oggi è difficile amministrare con la crisi, con comunque dei territori che sono spopolati. Ecco, intanto quali obiettivi avete raggiunto e quali saranno i prossimi sui quali vi state impegnando?
Intanto dico che l'obiettivo è quello di portare a casa quanti più risultati possibili attraverso i bandi che vengono pubblicati. Abbiamo partecipato a tutti i bandi, non ne abbiamo tralasciato neanche uno. Proprio domani presenteremo un progetto che è di riqualificazione bandito dall'assessorato alle infrastrutture, riguarda il recupero dei centri storici e che hanno valore culturale. Noi abbiamo presentato un progetto per la vecchia Chiesa Madre. Se questo progetto venisse finanziato con 750.000 euro significherebbe mettere a fruizione quel luogo sacro che diventa anche luogo di cultura, ed è quello che io da sindaco mi sono prefissata sin da subito. Un'altra cosa importante che abbiamo fatto è partecipare ad un bando per l'illuminazione pubblica di circa 1 milione di euro, e quindi questo significherebbe mettere a regime con una illuminazione a LED tutta la comunità. E allora, per quanto mi riguarda, io i miei obiettivi da sindaco, se questi 2 bandi vanno in porto, li ho raggiunti. È ovvio che non ti fermi mai, che in questo momento di crisi devi avere quella tenacia, quella forza e quella determinazione che viene anche da una risorsa che può essere il mio essere in assemblea regionale, dove magari più da vicino posso seguire quelle che sono diciamo, i progetti e le procedure del comune, e ovviamente se tutto questo viene messo in atto è un buon risultato. Accanto a questo poi tutti i piccoli bandi che ci sono stati abbiamo partecipato, quindi dall'assessorato per esempio per organizzare l'estate, dall'assessorato alla cultura abbiamo avuto quei 5.000 euro, abbiamo avuto 2.500 euro dall'assessorato all'agricoltura per la sagra di questa sera, e abbiamo partecipato ad un bando delle attività produttive per mettere a regime associazioni ed enti locali, e siamo nei progetti finanziabili per 45.000 euro, e lì vogliamo rivalutare, rilanciare il Baglio Ingoglia facendone un punto proprio di cultura e degustazione. Quindi questo è un po' quello che ci prefiggiamo come amministrazione tutta, e io in primis come sindaco. Sempre Messina, Reggio e Sina, ritornare sempre una terra di cantare allora gli canto, siciliano gli canto, alla Milano gli canto, se la cosa non siete stata umida come che andiamo piano. La missione della Strada del Vino è promuovere il territorio, promuovere attraverso i prodotti tipici che questo territorio produce. Noti sono i vini, l'olio extravergine di oliva, i fico d'India, produzioni casearie di eccellenza e tanto altro. Quindi la Strada del Vino non perde occasione per far parlare questo territorio attraverso canali istituzionali, non soltanto qui dove ci troviamo, ma ovviamente anche nelle altre regioni d'Italia e all'estero. Da noi trovano un territorio intatto, incontaminato, manutenuto, bello, vario, trovano una pluralità di territori belli, cosa unica, speciale che abbiamo in Sicilia e che altrove non c'è. Questa è la terza edizione di Sagra del Vino che organizzo e che mi onoro di organizzare. È un lavoro anche stancante ma pieno di soddisfazioni. È un territorio ricco di eccellenze e queste eccellenze devono essere comunque pubblicizzate, devono essere degli attrattori per quello che per noi è vitale e dovrà essere l'obiettivo principale per quelle che sono le politiche che dovremo incentivare nel futuro. È un territorio ricco di eccellenza, ma è anche un territorio che deve essere anche visitato perché ci sono anche delle attrazioni di tipo culturale. Abbiamo anche quelle che sono per noi il fiore all'occhiello, le terme. È un sistema che deve essere però comunque rivisitato sotto un aspetto di visione di rete, perché il territorio da solo non riesce comunque a reggere quella che potrebbe essere il turismo vero e proprio.
Abbiamo dei comuni limitrofi come Santa Margherita Belice, come Sambuca, che offrono anche loro e hanno altre tipicità come le mine di Virgini. Noi abbiamo la sfigliolata, Santa Margherita offre fico d'India. Sono territori che comunque hanno come denominatore comune il vino. Ecco quindi che la sagra del vino per noi diventa anche un momento di culmine in quella che è la nostra attività, soprattutto per quella che è la nostra agricoltura e le nostre attività principali. Abbiamo iniziato questa esperienza con la nostra amministrazione e iniziando un percorso che è quello del Borgo Genius Loci. Il Genius Loci di Montevago, diciamo, è quello che rivive, ma rivive nelle macerie che sono poco distanti dal paese che è stato interamente ricostruito. È un popolo che comunque ha poca memoria, perché io stesso sono nato nel 73, quindi non ho vissuto quelle che sono state, diciamo, quelle tragiche notti dove il paese è crollato in pochissimi istanti. È un paese che comunque ha saputo rimboccarsi le maniche, è stato uno dei paesi nella Valle del Belice che è stato tra i primi a essere ricostruito ed è un paese in cui noi, tra virgolette giovani, perché già comunque a 45 anni consideriamo ancora di essere giovani e dove vogliamo investire, dove vogliamo crescere i nostri figli e lo vogliamo fare nel migliore dei modi. Oggi si parla di enogastronomia nell'ambito di una importante sagra per Montevago e c'è la presentazione di un libro che lega l'enogastronomia alla cultura. Assolutamente sì, perché si è parlato anche di storia, di aneddoti, di archeologia, di sudore dei nostri eroi contadini, marinai, di tutti quelli che davvero ci mettono il cuore e sfruttano le eccellenze di Mamma Sicilia. Sembra nessun'altra regione abbia le stesse ricchezze e lo fanno con davvero meritevoli della nostra comprensione e del nostro apprezzamento. Come le è venuto in mente l'idea comunque di scrivere questo libro? Ci sono stati degli episodi che l'hanno particolarmente toccata in questo senso? Ma assolutamente sì, questo libro raccoglie, è una selezione di 8.530 articoli circa scritti per Regione Sicilia, Repubblica, Il Consenso, Veronelli V, molte testate con le quali ho collaborato, alcune collaboro ancora. Sì, quindi è l'idea di raccogliere e rendere immortali quelle cose che possono davvero essere utili. È utile certamente sapere delle risorse salutistiche che hanno molti prodotti siciliani, è utile conoscere di un territorio la storia, gli aneddoti, la cultura, la produttività, la capacità geniale. Venendo qua un toscano mi diceva di ricordare i siciliani, lui è innamorato della Sicilia più di molti siciliani, diceva ricordate, mentre gli inglesi non esistevano, i francesi erano galli, i tedeschi barbari, voi avevate teatri, cultura, letteratura, storia, produttività. L'enogastronomia fa parte del contesto del turismo, quindi tu non puoi fare turismo perché l'enogastronomia, se la trascuri non hai ottenuto niente, perché molti turisti automaticamente trovano nella gastronomia la loro soddisfazione di mangiare qualcosa di genuino che non trovano altrove. E questo è molto importante, in particolare per la nostra zona in Sicilia. È molto importante fare sempre una programmazione e coinvolgere tutte queste strutture in un unico contesto per poter ottenere quei risultati che effettivamente possono dare.
Oggi è una giornata di grosso impegno per il vostro istituto che si trova qui alla Sagra del Vino. Cosa proponete? Allora, noi proponiamo soprattutto piatti tipici del luogo e abbinate alle preparazioni fatte dai nostri alunni di Castelvetrano. Cosa? E in particolar modo una pasta fatta con il vino rosso, che poi successivamente viene fatta con un impasto di salsiccia e presentata con del formaggio tipico locale e la muffuletta tipica del Belice, condita con l'olio fresco novello. Sono i vostri studenti che preparano materialmente questi piatti e sono guidati da chi? Allora, sono i nostri studenti guidati dai docenti, in particolar modo da me che sono stato delegato da parte del dirigente scolastico. Questi ragazzi di quali classi sono? Allora, soprattutto sono delle classi terze, quarte e quinte, però abbiamo messo pure le seconde, perché anche le nuove leve hanno bisogno di crescere. Il menù di oggi è semplicissimo, abbiamo un po' trattato quella che è la tradizione territoriale del Belice. Che cosa? Intanto abbiamo rispettato un po' la stagionalità. Voi vedete che nel menù c'è la fichi d'India, c'è l'olio di frantoio nocellara del Belice, per cui abbiamo anche un pane tipico di questo periodo che è questo pane di grano antico, in questo caso è un grano giusta lisa, parliamo di un grano antico dove andiamo a trovare l'olio di frantoio e delle erbette spontanee da campo, per cui c'è questo miscuglio con questi profumi mediterranei. Questo pane viene poi fatto con del finocchietto all'interno e si chiama muffuletta, la muffuletta belicina, è un pane tipico che di questi tempi, ma tutto l'anno, ma di questi tempi in questo caso con l'olio si presta molto bene. Non finisce qui, continuiamo con i ragazzi, passiamo al primo. Questa è una salsa di crema di mandorle, per cui abbiamo fatto una crema di mandorle con un ragù di salsiccia, alla fine viene mantecato con del pesto di basilico, per cui tutto stagionale, tutto tipico, ma la particolarità è la pasta, è una casareccia che viene fatta al nero d'avola, perché abbiamo questa pasta rossa, un nero d'avola in purezza, per cui questa pasta rossa con questo bellissimo contrasto del bianco della crema di mandorla e salsiccia e il verde del basilico, perché abbiamo questo trionfo di colori nazionali, l'Italia, noi siamo italiani, siamo siciliani, per cui che ben venga. Questa sera, se avete modo di fermarvi e assaggiare questo primo, è un primo innovativo, per cui siamo nella Sagra del Vino. Non finisce qua, passiamo poi al dessert, è un dolce tipico di Montevago, tra l'altro fa parte di un percorso DECO, di innovazione comunale, assieme al dottor Nino Sutera, assieme alla Libera Università Rurale, Decos mi sembra, c'è questa sfigliolata che in questa commissione l'ha fatta DECO, per cui è un prodotto tipico del Belice, tipico di Montevago, ma è un trionfo di gusti, perché vediamo come è composta. In questo caso la prendiamo, qui siamo a crudo, in questo caso il nostro operatore ha utilizzato una farina di rimacino, sempre grano biologico antico, giusta lisa, però qui abbiamo una percentuale di Maiorca. Ve la ricordate questa è un'anticola Maiorca che le nostre mamme facevano questi dolci tipici con la Maiorca, per cui qui viene utilizzata anche la Maiorca. Nel cuore di questo dolce si trova questa ricotta, per cui siamo nella stagione di ricotta, le nostre pecore belicine iniziano a mangiare l'erba verde tenera dei nostri monti, per cui cosa abbiamo? Il risultato finale, se mi seguite ve lo faccio vedere, è qualcosa di particolare, perché noi quando abbiamo una sfigliolata di questo tipo, non so se si sente lo scricchiolio di questa cosa, è qualcosa di spettacolo, per cui come vedete un trionfo di sapori. La mettiamo qui, continuiamo nel nostro viaggio enogastronomico di questi sapori montevaghesi, di questi sapori belicini, non finisce qua, abbiamo poi l'angolo della gelateria perché facciamo un gelato al moscato, siamo nella Sagra del Vino, per cui qui l'oggetto principale è il vino, per cui primo nero d'avola, finiamo con bellezza, dulcis in fundo come si suol dire, abbiniamo
a questa cassatella un vino di Moscato. Come è fatto questo gelato col vino? Qualcosa di strano? Comunque? Sì, semplicissimo. Intanto è un gelato crema, per cui a questo gelato crema dove utilizziamo dei prodotti primari freschi, per cui latte intero fresco, panna fresca e questo vino di Moscato, un vino prodotto dalle nostre cantine, dei nostri territori e si conclude con questo bel gelato, con questa freschezza, con questo sapore di questo vino Moscato, di un vitigno Zibibbo, vitigno Moscato che è un tipico di questo territorio. Gli antichi nostri avi coltivavano questo cultivar del Zibibbo e oggi noi riusciamo a fare anche degli elaborati enogastronomici, in questo caso un gelato per chiudere in bellezza e in freschezza questa bella serata, diciamo, montevaghese e belicina. Voi siete questa sera alla Sagra del Vino ed è un momento importante di promozione sia dei prodotti locali che anche del vostro impegno come scuola. Assolutamente sì, è un momento importante di valorizzazione del territorio ma anche valorizzare quelle che sono le risorse e le professioni locali. Naturalmente è un periodo d'eccellenza per moltissimi prodotti diciamo della terra, in questo caso quindi stiamo valorizzando quello che è il figo d'India, quello che è il nero d'avola, quindi il prodotto dell'ulivicoltura e poi anche l'olivia che sta appena uscendo dalle macine, dai frantoi, appena ripeto, verde e fresco dai propri aromi.
Gli istituti alberghieri hanno comunque un ruolo importante nella scuola in un mercato che si evolve, quello dell'enogastronomia, e anche rispetto a una crisi del mondo del lavoro. È un comparto importante quello dell'istruzione alberghiera e professionale alberghiera, perché è un comparto che ancora lascia molto spazio, molta disponibilità alle professioni, sia a livello territoriale ma soprattutto per chi ha il coraggio di prendere le valigie e trovare il successo professionale e anche la gratificazione economica in giro per il mondo. Noi forziamo quasi, incoraggiamo i ragazzi a costruire appunto attraverso questo percorso, a costruire la propria carriera, partendo dalla scuola naturalmente, che crea delle basi solide, sia la nostra scuola ma qualsiasi altro alberghiero del territorio, e poi magari avere il coraggio di fare un po' di valigia, fare la valigia e fare un po' di esperienza all'estero, poi tornare con un carico di un bagaglio di esperienza professionale che li renderà vincenti sicuramente. Come accolgono i ragazzi queste proposte di partecipazione a questi eventi? Li accolgono molto positivamente, anche perché poi fuori dall'esercitazione questa è una particolarità molto importante, perché hanno contatto diretto con la gente, cosa che a scuola noi lo facciamo internamente con le nostre esercitazioni, anche se facciamo anche attività extracurriculari, e questa rientra fra queste, e loro è molto importante anche perché c'è anche l'alternanza scuola-lavoro che coincide e collabora con questa situazione. La pasta è pronta, il pranzo è servito, come si suol dire, possiamo uscire, potete assaggiarla. Ma io le chiedo, ci sono dei profumi intensissimi? Intensissimi, è la nostra Sicilia è piena di colori, di profumi, di sapori, noi siamo siciliani, la purezza, questo contrasto di tanti popoli, che è uscita una razza, dico perché siamo un popolo, il popolo siciliano è un popolo nobile che sa dare delle risposte nel campo dell'enogastronomia. Oggi la Sicilia è al centro del Mediterraneo, ma al centro della dieta mediterranea pura, perché trattiamo quegli ingredienti poveri della nostra tavola, del nostro mare, della nostra costa, l'entroterra, assieme questi contrasti che creano la dieta mediterranea, il nostro olio, il nostro vino, i nostri grani. Meglio di così, il paradiso è qui, l'isola felice, siamo noi. E noi sentivamo proprio il profumo che emanava questo primo piatto, il profumo del vino, il profumo delle mandorle, il profumo del basilico, ma sono dei gusti che sono abbastanza difficili da equilibrare. Però questo contrasto, non solo nei colori, ma nei sapori, il pezzo forte è la stagionalità. Questo è un vino novello di una cantina, non so se si può dire, della cantina Corbera, che ci ho mangiato questo nero d'avola in purezza, novello, l'hanno preso dal silos, ce l'hanno dato nel bidone, per non essere in bottiglia, è un rosso vivo, un rosso intenso, non è un rosso mattone già, diciamo, ma per cui questo colore rosso, questo profumo ancora del mosto, per cui siamo quasi a San Martino, noi abbiamo un po' anticipato questo. Il basilico, siamo ancora in stagione, siamo ancora in estate, il turismo in Sicilia e mo fino a fine ottobre si può fare tranquillamente, ci sono temperature belle ancora, per cui il basilico siamo ancora in stagione. Il formaggio è sempre tutto l'anno, e le mandorle, la Sicilia. Prima, ora si iniziano ancora a mettere allevamenti di mandorle, ci sono ancora nuovi impianti, stanno finanziando nuovi impianti per far sì che ritorni ancora questa mandorla e non venga importata da fuori. Per cui mandorla è tipica siciliana, basilico dei nostri campi, delle nostre cose, il vino è nero d'avola, per cui la pasta ha questi profumi, l'incrocio, la sinergia, un trionfo di gusti.
abbiamo alcuni vini della linea Mandra Rossa, che è la linea top, il brand top di Cantine Sette Soli, che si trova a Menfi. Abbiamo un vino leggermente mosso che si chiama Cala Mossa, che è questo che vi faccio vedere, sì, che è stato presentato al Vinitaly 2018 a Verona, e poi abbiamo un vino bianco fermo che è il Sant'Annella, che è un 70% Fiano, 30% Chenin Blanc, ed è un vino barriccato. Poi abbiamo un vino rosso chiamato Timperrosse, che è un 100% Petit Verdot. E poi abbiamo una vendemmia tardiva che è quindi dal nome stesso vendemmia tardiva, chiamata comunque Cala dei Tufi, sono delle uve di Chardonnay, vengono vendemmiate tardivamente, quindi che cosa succede? Che l'acqua dell'acino si asciuga di queste uve e quindi rimangono gli zuccheri all'interno dell'acino, e quindi per questo è un vino dolce. Poco fa non vi ho detto che per quanto riguarda il Cala Mossa invece sono 3 uve autoctone di Zibibbo, Grecanico e Catarratto, anche perché per iniziare è un ottimo vino da inizio pasto, quindi aperitivo, ma anche ottimo per quanto riguarda per abbinarlo ad antipasti semplici, piatti a base di pesce molto semplici. Voi siete stati a Vinitaly, quale riscontro avete avuto? Questi vini da chi vengono in particolare apprezzati? Allora, i nostri vini comunque vengono apprezzati sia da persone, da gente del luogo, quindi dalle persone in Italia, comunque sono molto apprezzati e molto conosciuti, ma anche all'estero. Infatti il 70% dei nostri vini viene distribuito all'estero e il 30% in Italia, all'estero in più di 40 paesi nel mondo. E per quanto riguarda invece il turismo legato all'enologia, voi effettuate delle visite guidate, ecco, com'è il turismo e a che punto è in Sicilia, in particolare nelle nostre zone, questo tipo di turismo? Allora, quest'anno noi in Cantine Sette Soli abbiamo offerto questo servizio appunto di visita dalla cantina, dal conferimento e quindi dal bilico di entrata all'uscita, quindi i nostri visitatori potevano vedere il nostro socio che veniva a conferire l'uva nella nostra cantina, poi andavamo a visitare la nuova bottaia, abbiamo una nuova bottaia e la struttura dell'imbottigliamento, e poi finivamo la visita con la degustazione di 5 vini Mandra Rossa. Quest'anno questo servizio è stato molto, ci sono stati molti visitatori, sia italiani che stranieri, quindi siamo stati molto contenti, soprattutto io sono stata molto contenta di questo servizio che è andato molto bene. Questa iniziativa la valuto positivamente, perché dobbiamo cercare di far emergere i nostri prodotti, sia i nostri prodotti per quanto riguarda il vino, ma anche i prodotti per quanto riguarda i prodotti tipici.